Vediamo un po' come siamo col rendimento. Non eravamo dell'umore giusto per guadagnarlo, per guadagnare la promozione. Qui c'è del chili, noi vediamo di riprendercelo, farci un bel bagno con schiuma e dopo ricaricare le batterie, spegnere i motori e attendere. Allora, dove sei, Edward? Ok. Ah, guardate che bella ragazza che c'è qua. Presentazione flirtante. Vabbè, tanto per provare, ragazzi. Non è che ci dobbiamo sposare con questa. Eccola qui. Perfetto. Allora, rallegriamolo un po'. Un complimento sincero. Vediamo di porle anche una... entusiasmiamoci per il nuovo spettacolo. Ah, Camilla, ciao. Allora, proviamo una bella barzelletta toc toc al solito. Possiamo anche lanciarci nella barzelletta sui mimi, adularla. Possiamo tentare anche una barzelletta sulla moda. Facciamoci un'amica. Una barzelletta sui politici. E proviamo anche di discutere dei suoi interessi. Perfetto, guardate la socialità, ragazzi, come aumenta. Siamo abbastanza felici. Allora, proviamo adesso a fare qualcosa di interessante, giocoso. Racconta una barzelletta per flirtare, tanto per scherzare un po'. Vediamo. Vediamo quello che succede. Forse ci siamo riusciti. Rivolge uno sguardo folle, al solito. Possiamo anche provare una storia buffa. Eccoci qua. Impariamo a conoscere e spettegoliamo un po'. Ok, una conversazione abbastanza divertente, ragazzi. È goffa. Ho capito. Però possiamo anche andare nella sezione romantica e vedere se è single. Tanto per curiosità, ragazzi. Vediamo. Ah, è single, perfetto. È andata anche via. Dove stai andando? Ehi, dove stai? Non entrare a casa mia? Al solito, tutti qua vogliono entrare tutti a casa mia. Che vuoi? Che vuoi? Ma non ti ho invitato dentro casa mia a giocare al computer. Ti ho solo parlato per strada. Un attimo. Scusami, sì, sei abbastanza carina. Va bene, complimentiamola per l'aspetto. Certo, però va bene, puoi andare via. Basta. Non è che devi essere così. Mi dispiace. Cioè, io non mica ti avevo invitato a casa mia. Tu entri, ti siedi, bevi. Che fai? Non lo so. Volevo vedere se era il contrario. Ok, vediamo di farci una bella dormita. Ok. Va bene. Con nostro figlio ci facciamo un'altra doccia energica. Veloce per essere energici e potenziare l'abilità del corpo. Finalmente domani è lunedì. Dove sei? Disagio perché? Ah, schiena dolorante. Ah, per il letto, amica mia, lo so. Aspetta, intanto prenditi un po' di pasticcio al microonde. Che bello il pasticcio. E poi fatti una chiacchieratina con tuo fratello. Per esempio, parla della scuola. Discuti di frazioni. Parla di giocattoli. Lamentati dei tuoi problemi così stai più tranquilla. Puoi fargli anche una faccia buffa, ma anche un'imitazione. Anzi, entusiasmati per i dolci. Ok, aneddoto divertente tra fratelli. Prendi il gioco degli adulti. Ok, abilità sociale livello 5. Imbarazzata per il commento imbarazzante. Vorrebbe condividere le insicurezze con qualcuno. Sì, è meglio rivelare quello che abbiamo sbagliato. Ok, vai. Vedi che cosa hai sbagliato. Perfetto. Cosa vuoi fare? Leggere qualcosa? Fai un discorso esortativo allo specchio. Lo specchio al piano di sopra. Vediamo un po'. Lo specchio in bagno. Fai un discorso esortativo. Perfetto. Tu come stai andando? Ah, parla un po' anche tu con tuo figlio. Sgrida senza motivo. Che cosa stai combinando? Mamma mia. Sgrida un po'. Va bene. Vediamo di esprimere l'affetto. Adesso un pochettino contrariati. Scusiamoci. Un attimo di follia. Ogni tanto è così. Lancio un'idea per una storia. Vediamo un po'. Poverino. No, che idea per una storia. Complimento sincero. È bellino il nostro figlio. Possiamo anche raccontargli una storia buffa.
Fai una ramanzina sul comportamento scorretto. Certo, è sempre bene mantenere il comportamento giusto. Una lezione preziosa. E rallegriamolo un po'. Dopo aver fatto tutto questo, ce ne possiamo andare. Anzi, facciamo l'ultima cosa. Per esempio, racconta una storia. Anzi, discuti dei giochi più recenti. E dopo ce ne andiamo al computer e ci mettiamo a scrivere un libro. Anzi, no, ci esercitiamo a scrivere. Eccoci qua, esercitati. Nostra figlia, eccola qua, manca poco ragazzi all'inizio della scuola. Ricorda che dobbiamo andare a scuola con lo stato aggressivo, com'era? Stato energico. Ok, sono le 5 del mattino. Tanto gioco un pochettino con Coda Fratello Orso. Il frigo si è distrutto. Interno freddo, vediamo un po'. Grande migliore amico. Ho capito. Vediamo un po'. Ecco Edward che si è alzato appena adesso. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Porta 2 le abilità. Vediamo un po'. Sociale sta per aumentare. Vediamo di parlare un po'. Per esempio amichevole. Gioca di fantasia. Lascia perdere. Ok. Ispirato. Eccola che deve andare a scuola. Allora facciamoci subito la nostra doccia veloce. Doccia veloce. Dai, presto. Vai. Edward, non rompere le scatole. Vai via. Piuttosto vai a programmarti qualcosa. Programma. Modifica un videogioco. No. Allora, con chi stai parlando? Con tua madre? Mi dispiace. Esci un attimo di qui. Siedi sul divano che Edward ha da fare. Quindi programma. Vediamo un po'. Un'app per cellulari. Hackera. Qualcosa di interessante. Come per esempio Agenzia di Sicurezza Nazionale dei Sim. Vediamo di hackerarlo un po'. Vai. Eccoci qua. Per quanto riguarda... No, lascia perdere tua moglie. Vabbè, parla un po', va bene, però dico i figli devono andare a scuola. Stato, ispirata, energica. Siamo però ispirati, maledizione. Dobbiamo perdere qualcosa. Va bene, non ci fa niente, proveremo più avanti. Ecco nostra moglie che a breve dovrà andare a lavorare. Basta esercitarci a scrivere. Ok. Vediamo di uscire fuori. Edward, tu continua lì a progettare, ad hackerare il sistema, tipo Matrix. Vedi di lavorare sodo, amica mia. Perfetto. 223. Le bollette sono state appena recapitate nella tua casella postale. Dovrai pagare 1081. Ok. Edward tra un'ora inizierà a lavorare. E abbiamo hackerato diversi sistemi, guadagnando diversi soldi. Allora ragazzi, con questi soldi ci compriamo intanto una nuova chitarra e un nuovo cavalletto. Quindi la chitarra, vediamo un po'. Eccola qua. Questo che cos'è? Chitarra blues da coniglio. No. Chitarra acustica pifferaio magico. Nera. No, quale nera? Mettiamola sul... eccola qui, su questo colore qui, tipo Gibson di Slash. Ok, la possiamo mettere per adesso qua dentro. E con questi altri soldi comprerei un cavalletto. E lo metterei qui. Anzi no, qua esporremo i quadri. Il cavalletto lo mettiamo nella stanza adatta. Per esempio, qui vedete facciamo la palestra. Qua possiamo mettere il nostro cavalletto, ragazzi. Lo so che è un po' buio. Adesso compriamo qualche lucina. Per esempio, in questa zona possiamo mettere delle luci del genere. No. Per esempio, un po' di gusto. Dei lampadari molto particolari. 1 e 2. Vediamo di ridipingere la casa sotto questo stile. Questo. Perfetto. Guardate un pochettino che nuovo aspetto. E anche secondo queste mura. Fondi insufficienti, non ci fa niente. Adesso appena torniamo da lavoro guadagneremo abbastanza. Quindi una nuova chitarra, perché voglio sentire le nuove canzoni di The Sims 4. Edward lavora sodo. Perfetto. Velocità massima. Molto stanca, eh? Adesso vediamo un po'. Facciamoci un sonnellino. Anche tu, amico mio. Subito. Come siamo con rendimento? Da 7, tutte e due. Ok. Vediamo un po'. Ed ecco che Stefania viene... $4.000. Intanto le bollette, la cosa che volevo fare. Edward, sei ancora pronto? Allora ragazzi, con questi $4.000 adesso vedremo da dove sono venuti. Vediamo di fare qualcosa di interessante. Allora, definiamo bene questa stanza.
Allora, io intanto metterei... Anzi, forse è meglio cambiare un pochettino il pavimento. Vediamo di prendere qualcosa di molto costoso, come per esempio un legno di questo genere che mi piace tanto. Vediamo un po' com'è. No, questo marrone scuro scuro, questo. Vediamo. Ecco, guardate che figo, guardate che figo. Guardate. Possiamo anche fare così, vediamo. No, 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 no. Oh sì, 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 forse è meglio. No, forse è meglio lasciarlo sul classico. Però guardate che bello così. Ecco, gli possiamo anche abbinare un colore molto particolare. Vediamo quello che ci sta. Vediamo un po'. Vediamo. Andiamo così. Guardate che figo. Guardate che bello. Mi piace. Mi sa che cambierò anche la colorazione. Sì ragazzi, mi sa che forse è meglio cambiare la colorazione. Guardate che speciale. Tipo lo facciamo di genere moderno casual. Guardate un pochettino, tipo una specie di loft antico. Vediamo così com'è. Ecco, non so se a voi piace, ma a me piace tantissimo. Guardate che figo, ci stanno anche bene le luci. Ecco, per esempio, queste luci qua non ci stanno. Però, no, ops. Però, se non gli mettiamo queste luci qui, forse tutto cambia. Vediamo un po'. Ecco, se gli mettiamo tipo luci di questo genere, guardate un pochettino, diventa proprio una cosa spettacolare. Eccoci qua, mettiamo un paio di luci, per esempio anche qui. Ecco, fatemi sapere le vostre opinioni su questo nuovo articolo che abbiamo, su questa nuova, come dire, stanza che stiamo creando. Mi sembra che vada molto meglio, cioè, guardate un pochettino, molto più aperto. Forse qua è un po', non è molto adatto, però fatemi sapere sempre le vostre opinioni, eh. Questo tappeto lo lasciamo perdere. Questo logo lo lasciamo anche perdere. Vediamo un po'. È che un pianoforte in questa zona non è che ci sta molto. Questa è una zona un pochettino per l'arte. Per esempio, per la musica. Vediamo un po'. Anzi, la chitarra allora la mettiamo qui. Così. Vabbè, queste luci ci stanno qua dentro. Perfetto. Le avrei dovute mettere comunque. Però forse è meglio metterne una qui. E qua dentro ragazzi fatemi pensare, forse è meglio anche tentare una nuova colorazione, perché non lo so, c'è un pianoforte là dentro. Vediamo così come va invece. Ma forse così, o forse questo. Vediamo quest'altro. Ecco, ecco, già questo forse è più adatto. Gli mettiamo... Ecco, ecco, ecco. Già così si può fare. Perfetto, una zona proprio molto tranquilla. Mentre qua, vediamo. Ecco, questo lo facciamo. Allora ragazzi, dipende se lo vogliamo fare sobrio oppure no. Così, proprio molto antico. Vediamo come ci sta. Mentre proviamo sempre questo pavimento qui. Ecco, così già è più serio. Va bene, per adesso lasciamolo così. Poi magari le vostre opinioni cambiano tutto, eh. Qua sopra, allora, abbiamo speso già una buona barca di soldi. Io metterei intanto delle ottime librerie. Per esempio, già questa costa $2000, questa di 1.800 la metterei. Il cavalletto qui. Perché no? Che ci sono le luci? E ragazzi, per prendere la roba costosa dobbiamo attendere. Comunque già abbiamo iniziato a dipingere un po' la casa, abbiamo cambiato un po' tutto e questo costa. Abbiamo aggiunto il cavalletto, questa bella libreria. Adesso con l'aumentare dei soldi aggiungeremo anche altri elementi interessanti. Sì, adesso è tutta un'altra cosa. Allora Edward, cos'è successo? Che hai fatto? Una promozione ricevuta. Benissimo, intanto vai a farti una partitina fai un torneo di videogiochi, dai, per professionisti. Con $100 facciamo un pochettino di rifugio. Ok, tu ragazza mia, vai anche tu a giocare al computer. Perfetto, sport incredibili. Dopo, se non ti dispiace, c'è nel frigo un po' ancora di patatine di ieri. Ah, la pozione ce l'abbiamo ancora. Ok, gioca un po', dopo ti bevi la pozione, ricarichi tutto.
e i nostri figli stanno dormendo. Ragazzi, allora stiamo disegnando bene la nostra casa qua sopra. È molto più accogliente della casa qua sotto. La ridisegneremo anche sotto nel momento in cui guadagneremo abbastanza. La faremo tutta di stile classico. E guardate che, cioè, sopra è già tutta. Io, cioè, non lo so, mi si ricrea lo sguardo guardando appunto il piano di sopra. Guardate che bello, tutto perfetto. Sotto invece è davvero un loft orrendo, mentre sopra già, guardate che bello. Mamma mia, la camera da letto, tutto. Ok, Edward sta ancora giocando. Ok, per il prossimo... Allora, intanto cosa siamo diventati? Consulente dipendente. Vediamo un po'. Ok, allora invece di andartene a letto, tu che fai? Ti prendi un po' di patatine dell'altra volta e poi crei una nuova applicazione per i cellulari, perché dobbiamo arrivare a $2000 più il nono livello di programmazione. Siamo già all'8° punto della carriera. Noi siamo cronisti del cuore. Scrivi 3 libri. Ok, adesso li scriveremo. Intanto prenditi quella robetta nel frigo. E dopo... Che succede? Che succede? Prendi, no? Eccola qua. Mangia il tramezzino. Mangia il tramezzino che ti fa bene. 155. Pozione... Ah, va bene, niente, possiamo prendere. Va bene, allora andiamo a letto. Edward, come sta andando? Stai creando la tua roba, perfetto. Siamo a 415. Cosa possiamo fare? Benvenuto, perenne, mania ginniga, bollitore veloce, solutore di stati umorali. Questo dobbiamo prendere, ragazzi. Quindi per adesso attendiamo un po'. Tieni 10 nuovi follower. Ok. Poi vedi di riparare qui. Perfetto. Allora, vedi... Allora, intanto ripara. Poi se non puoi fare altrimenti ti fai un po' di cena al microonde. Svuoti il pungiglione e ti fai una dormita. Perfetto. I nostri figli, vediamo un pochettino. Allora, uno è affamato. Tutti e due affamati, va bene. Intanto vai in bagno. E poi ti puoi fare anche tu un po' di farina d'avena, visto che ormai sono le 2 del mattino. Ok, anche tu, amico mio, un po' di farina d'avena. Perfetto. Ok, quanto ci vuole ancora per passare d'età? Un po', vero? Ragazzi, salviamo. Ok, allora, vediamo un pochettino. Vedi di gettare tutta sta roba via, visto che ci sei. Ah, le sedie dovevo comprare, scusate ragazzi. Tu, tutto a posto? Vedi di continuare a fare i compiti per adesso. Non puoi? È troppo a disagio? Che succede? Com'è troppo a disagio? Che succede? Che c'è qua dentro? Ambiente sporco, lo so, fa schifo questo ambiente. Saliamo sopra, ci sediamo nella nostra bella sediolina. Guardate un pochettino come si rincuora quando sale qua su. Ecco, già va meglio. Ok, già va un pochettino meglio. Tu, quello che stai facendo è ottimo. Però, vedi di usare il gabinetto. Ok, cos'è questo? Idraulica di... lo so, adesso cambiamo tutto, un attimo. Continua a disegnare persone, visto che ci sei. Perfetto. Nostra moglie si sta per alzare, quindi ti puoi fare il bagno qua su con la schiuma. Usi questo e poi ti fai una bella suonata con la chitarra. Ah, ragazzi, non è più come una volta che miglioravi. Ah, c'è anche l'abilità chitarra, l'abilità pianoforte. Ah, peccato. Va bene, dai, esercitiamoci anche con la chitarra. Anzi, più che esercitarsi con la chitarra, visto che non è la stessa cosa. Andiamo e vediamo di scrivere 3 libri. Per esempio, scrivi un libro nuovo, un altro saggio. Per quanto riguarda i bambini, purtroppo il ragazzo non ha fatto i compiti. Purtroppo non li ha fatti, dovrà andare allo stesso a scuola. Ci siamo ritirati tardi ieri sera. Ora, Edward, qua puoi fare il bagno. Una nuova storia, un saggio, no? Vediamo un po', un saggio. I sentieri dei nidi di ragno. Mi sembra si chiamasse così. Ok. Non mi ricordo però di cosa parlava. Ecco perché nella descrizione non ho messo niente. No, ragazzi, siamo consumati. Mamma mia, non abbiamo pagato le bollette. Gli avevo detto a Edward di pagarle, non le ha pagate. Abbiamo 24 ore per pagarle, altrimenti ci rimuovono la luce. No, ma dai. 680 per che cosa? Per che cosa? Ah, meno male, i diritti d'autore. Meno male, anche per le applicazioni. Il lavoro. Mamma mia.
Abbiamo finito il libro, andiamocene al lavoro. Ma ragazzi, forse ci arriviamo. Forse ci arriviamo. Fiduciosa, pubblico distratto. Edward sta proponendo la sua nuova idea agli investitori, ma nota che uno dei partner più importanti sta giocando nel cellulare. Puoi ignorarlo oppure fai una domanda. Ah, c'è la domanda. Vediamo un po'. Attenzione, oh no, Stefania ha appena ricevuto la visita di un suo ex amministratore. Egli sostiene che i consigli ricevuti non hanno funzionato e ora vuole che Stefania lo paghi. Lei può cercare di ragionare con lui o limitarsi a chiamare la sicurezza. Chiamiamo la sicurezza. Allora, noi siamo riusciti a ottenere un rendimento. Un calo di rendimento. Perché? Imbarazzato e arrabbiato per il richiamo, il partner risponde duramente alla domanda. Il suo piano recuperare impossibile. Dice che un'altra riunione. Edward viene messo alla porta. Aia. Un altro strambo. Individuo il sistema. Stefania può... ok, perfetto. Però ragazzi, il rendimento è calato. Va bene. Però intanto i nostri figli sono arrivati. Al solito. Quindi tu vedi di usare il bagno. Vediamo un po'. Ok. Fatti. Va bene, vabbè, ci sono 2 bagni. Ok, non ti preoccupare. Fai il bagno. Tu, aspettate con calma, con calma. Tu fai il bagno qua su. Edward paga le bollette. Dove sono? Paga queste dannate bollette. E dopo, visto che ci sei, io direi di hackerare un po' il rendimento lavorativo, perché ce l'hanno tolto e noi lo hackeriamo nuovamente. Quanto guadagniamo per adesso? Ecco, 185 l'ora. Le bollette pagate. Hackeriamo un po' il rendimento lavorativo. Tu ragazzo mio, fatti il bagno. E dopo, ecco, 330 di nostra moglie. Fatti, anzi, no, continua a farlo, tranquillo. Poi ti nascondi da tutti e poi dormi. Tu ragazza mia, vedi di mangiare un po'. Mi sembra che c'è qualcosa. Un po' di farina d'avena. No, farina d'avena no, sempre farina d'avena. Mangiamo un po' di pasticcio. E dopo ci facciamo una bella dormita. Allora, vediamo come siamo noi invece. Vediamo di preparare per cena un po' di tripla fritta, proprio per farci distruggere lo stomaco. Aggiungiamo altre sedie. Perfetto. E continuiamo, dai. Vediamo di prendere tutto quello che dobbiamo. Ok. Perfetto. Edward, come sta andando? Stai hackerando? Perfetto, il rendimento lavorativo, così cercheremo di guadagnare di più. Dopo anche per te è rimasto qualcosa. Mi sembra che c'era in frigo. Vediamo un po'. Ah no, questo è avariato. Però ci possiamo preparare un po' di... Vediamo un po'. Vediamo. Una torta con coriandoli blu. Mi piace. Lavorare in modo furbo è meglio che lavorare duro. Hackerare il rendimento è ancora meglio. Quanto abbiamo guadagnato? 185? Ah, forse lo guadagneremo più avanti appena arriveremo al lavoro. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci fermiamo qui per oggi. Fatemi sapere quello che ne pensate anche del piano superiore. Anzi, visto che ci siamo, adesso cambiamo frigorifero immediatamente, perché è davvero impossibile avere il mangiare così schifoso. Andiamo un po'. Niente, sempre il solito ci dobbiamo prendere. Maledizione, quanto costa questo? 1400. Niente ragazzi, scherzavo, lasciamolo qui. Ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi. Un saluto dal vostro Edward1678 e ciao a tutti.